Sarà una settimana all'insegna del maltempo, previsti 3 picchi di pioggia abbondanti tra lunedì e martedì, tra giovedì e venerdì e infine ancora nel fine settimana. Il bollettino della regione parla di allerta arancione, non solo temporali ma anche raffiche di vento sulla costa. Oggi la frequenza di accadimento di questi eventi rilevanti è sempre più frequente, quindi ovviamente dobbiamo attrezzarci. Ecco perché noi come Regione, in termini di azione di previsione, stiamo lavorando insieme all'Università di Padova da anni per, in base alle precipitazioni previste, definire dove i corsi d'acqua potrebbero esondare con 72 ore di anticipo. Siamo gli unici in Europa ad avere questi strumenti. Non solo, ma in tema di prevenzione, l'assessore spiega che negli ultimi 8 anni sono stati stanziati 2 miliardi di euro per opera a difesa del suolo per cercare di limitare i danni. Sono opere fondamentali che servono a garantire la sicurezza, che stiamo realizzando a volte con grandi difficoltà, perché a volte abbiamo di traverso la burocrazia, i comitati, non ce l'ho con i comitati, ognuno legittimamente può esprimere quello che ritiene, ma queste sono opere salvavita che servono a garantire l'incolumità pubblica. Le precipitazioni piovose si concentreranno soprattutto nelle aree pedemontane e montane, ma l'attenzione, quando ci sono questi fenomeni, è massima, spiega l'assessore, sull'intero territorio veneto. Per questo la Regione rimane in stretto contatto con tutti, sindaci, prefetti, vigili del fuoco. Attenzione che rimane alta anche sulle scosse sismiche che hanno visto la provincia di Rovigo coinvolta. Il terremoto, spiega, non è prevedibile. Quella non è un'area storicamente che è classificata come con il massimo della sismicità, ma questo non vuol dire che possono avere dei terremoti. E quindi deve essere sempre massima, sapendo che i terremoti non possono essere previsti, lo ripeto, e quindi bisogna cercare di limitare il rischio il più possibile, cercando di adeguarci alla situazione, quindi costruire in maniera corretta e cercare di conoscere le buone pratiche per affrontare una scossa di terremoto.